Il Papa ai giovani, il Calvario di Gesù continua oggi nell'indifferenza della società. Oltre 400.000 i ragazzi che hanno partecipato alla Via Crucis a Panama. Non c'è giustizia senza misericordia, il filo conduttore della veglia ecumenica tenuta a San Giovanni Battista a Chiavari a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Varata al cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, la nonna Fremme Spartaco Skergat, si conferma il buon momento di lavoro per lo stabilimento rivano. A 3 anni di distanza ancora oscura la verità sulla tragica fine di Giulio Regeni, anche a Chiavari fiaccolata e conferenza sui diritti umani violati con Domenico Quirico. 2 nuovi acquisti per la Virtus Entella, il difensore Migliorelli e il centrocampista Iocolano. Con questi rinforzi biancocelesti si preparano a ricevere il Cuneo domani al Comunale. Buongiorno a tutti, ben arrivati a questa nuova edizione di Tigullio oggi che apriamo occupandoci delle giornate mondiali della gioventù di Panama. Nel campo di Santa Maria di Antigua si è svolta la Via Crucis dinanzi a oltre 400.000 ragazzi radunati per questa 34esima GMG. Il Papa nel suo intervento ha sottolineato che il cammino di solitudine e il dolore del Figlio di Dio continua ai giorni nostri, in tanti volti che soffrono per l'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società. I ragazzi hanno pregato tra l'altro per l'ecumenismo, per i migranti, i rifugiati, per la pace, la riconciliazione, per l'ecologia. Sentiamo la sintesi nel primo servizio di Radio Vaticana. Impariamo a stare ai piedi della croce come Maria, soprattutto dinanzi ai drammi del nostro tempo, non con un cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza. È l'esortazione che Papa Francesco pronuncia durante la Via Crucis con i giovani della 34esima giornata mondiale della gioventù. Nell'abbraccio tra terra e mare della cinta costiera di Panama rivive il Calvario del Figlio di Dio, un dolore che si prolunga fino ai nostri giorni e assume le sembianze dei migranti costretti ad abbandonare la propria terra, delle donne spogliate della propria dignità, dei giovani privati di sogni e speranza, tutto nell'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società. Papa Bergoglio condanna la cultura del bullismo, delle molestie, dell'intimidazione e rimarca che la Chiesa vuole favorire una cultura capace di accogliere, che non identifichi ogni migrante come portatore di male sociale. Padre, come Maria vogliamo essere Chiesa che favorisce una cultura capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Che non stigmatizzi e meno ancora generalizzi con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale. Da lei vogliamo imparare a stare in piedi accanto alla croce, non con cuore blindato e chiuso, ma con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza e la devozione. Un cuore che sia esperto di pietà, trattando con rispetto, delicatezza e comprensione. La Via Crucis con i ragazzi ha concluso una giornata intensa e ricca di significati nel programma delle giornate mondiali della gioventù di Panama. Nel pomeriggio il Papa aveva incontrato i giovani detenuti nel carcere minorile di Pacora. Dopo l'omelia Francesco ha confessato 5 giovani. Per la prima volta la tradizionale liturgia penitenziale delle giornate mondiali della gioventù si è celebrata in un carcere. L'abbraccio del Papa ai giovani detenuti nel penitenziario minorile di Pacora si è aperto tra un intreccio di sguardi. Lo sguardo paterno ed affettuoso di Francesco si è incrociato con quelli emozionati dei giovani privati della libertà, ma non della speranza. Al grigio cupo del carcere e alle ombre che si allungano dal passato si è sovrapposta una nuova luce, quella della riconciliazione. Tutto il Vangelo, ha sottolineato Francesco nell'omelia, è segnato dallo sguardo che nasce dal cuore di Dio. Dio non abbandona mai, è quello del Signore, ha spiegato il Papa, è un amore che si fa carico della complessità della vita e di ogni situazione. Francesco ha sottolineato infine che alla mormorazione e alla condanna bisogna contrapporre le vie dell'inclusione e dell'integrazione.
Una società si ammala quando non è capace di far festa per la trasformazione dei suoi figli. Una comunità si ammala quando vive della mormorazione che schiaccia e condanna senza sensibilità. Una società è feconda quando sa generare dinamiche capaci di includere e di integrare, di farsi carico e lottare per creare opportunità e alternative che diano nuove possibilità ai suoi figli. Quando si occupa di creare futuro con comunità, educazione e lavoro. E trabajo. La 34esima giornata mondiale della gioventù si appresta a vivere i momenti conclusivi. Oggi pomeriggio alle 15 ora italiana il Papa incontrerà nella cattedrale di Santa Maria Antigua i sacerdoti, i consacrati e i movimenti laicali. Nell'occasione il pontefice dedicherà l'altare della chiesa e presiederà la Santa Messa. Questa notte, attorno a 00:10, al campo Juan Pablo II si terrà la veglia di preghiera con i giovani. Domani mattina, ora locale, mentre saranno le 13:30 ora italiana, nello stesso campo il Papa presiederà la Santa Messa conclusiva delle giornate mondiali della gioventù, in cui annuncerà il luogo e la data del prossimo appuntamento mondiale. Alle 16:45 Francesco visiterà la Casa Hogar del Buen Samaritano, dove presiederà la recita dell'Angelus domenicale. Alle 22:10, sempre ora italiana, allo stadio Rommel Fernandez, l'ultimo incontro con i volontari delle GMG, prima dell'imbarco all'aeroporto internazionale di Panama, previsto attorno alla mezzanotte con la cerimonia di congedo. Tutti questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. E ora veniamo in diocesi, dove ieri sera si è svolta la veglia ecumenica di preghiera, conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno la preghiera è stata ospitata nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Come è stato pensato questo momento? Ma ogni anno il momento della preghiera per l'unità nasce sempre da una proposta che viene pensata nel mondo da una comunità, quest'anno i cristiani dell'Indonesia. E sulla base appunto di questo schema di preghiera ci siamo incontrati non solo con la nostra commissione cattolica, ma anche con i membri delle comunità evangeliche ortodosse presenti sul territorio, e abbiamo appunto messo insieme così questa serata che è stata, direi, molto bella, molto sentita, dove la parola di Dio ha avuto proprio uno spazio notevole e anche un impatto forte. È molto importante che impariamo tutti insieme a affidare alla preghiera il nostro impegno per l'unità dei cristiani, non soltanto quando celebriamo la settimana. Per questo abbiamo distribuito un impegno per realizzare la giustizia e dovremo pregare per questo per tutto l'anno. E inoltre abbiamo dei testi che ci accompagneranno durante i mesi a seguire, perché l'impegno per la preghiera per l'unità dei cristiani non sia fior di un giorno, ma sia un impegno costante della nostra vita ogni giorno. La cronaca si è svolta questa mattina al cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso la cerimonia di varo della nona FREM, nona unità del programma FREM, le fregate multimissione per la Marina Militare Italiana in costruzione presso il cantiere di Riva Trigoso. L'imbarcazione porta il nome di Spartago Skergat, che prestò servizio nella Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale in qualità di palombaro, venendo decorato come medaglia d'oro al valor militare. Stiamo vedendo proprio il momento del varo tecnico avvenuto all'interno del cantiere rivano. Un varo che avviene in un momento particolarmente positivo per quanto riguarda il lavoro all'interno dello stabilimento. La cerimonia si è conclusa pochi istanti fa. Sentiamo una prima dichiarazione intercettata da Maurizio Garreffa.
È intitolata Spartaco Skergat, la nona FREM, il progetto delle fregate multimissione in collaborazione tra Italia e Francia. Spartaco Skergat è stato un eroe, un combattente della seconda guerra mondiale. Madrina del varo Rosa Anna Aonzo, figlia della medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Aonzo, anche in questo caso un combattente, un eroe. L'impresa di Premuda risale alla prima guerra mondiale. Un'imbarcazione molto grande, una lunghezza di 144 metri, un dislocamento a pieno carico di circa 6.700 tonnellate. Nel corso della mattinata ci sono stati gli interventi delle autorità, in particolar modo il presidente Toti, che ha parlato della capacità industriale di Fincantieri, un orgoglio per l'Italia, in particolar modo ha sottolineato il matrimonio, tra virgolette, che sembra funzionare in questo periodo tra Regione Liguria e appunto Fincantieri. L'amministratore delegato Bono ha chiesto unità, la volontà di lavorare insieme, in questo si è riferito alla polemica che c'è stata, che riguarda i rappresentanti sindacali. CISL e UIL erano presenti, la FIOM no, per una questione che riguarda il contratto di lavoro che viene considerato peggiorativo per quanto riguarda i lavoratori. L'amministratore delegato però ha chiesto appunto unità, la capacità di lavorare insieme e quindi vedremo se questo verrà recepito dalle organizzazioni sindacali. C'è anche la questione naturalmente dei lavoratori del territorio, se possono essere assunti oppure no. Sarà a breve, hanno detto i vertici di Fincantieri, attivato online anche la possibilità sullo sportello online di presentare i curriculum e dunque le richieste anche per quanto riguarda l'area di Riva Trigoso e quindi del Tiguglio. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie a Maurizio Garrefa, avremo modo di approfondire questo tema nel telegiornale serale. Continuiamo a parlare di lavoro. Working Tourism è il nome dei nuovi corsi di formazione finanziati dalla Regione Liguria per favorire l'occupazione nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. A proporli sono 3 soggetti: Lavagna Sviluppo, XNOS FAP Liguria Toscana e Fomimpresa Liguria. In particolare sono formate 3 figure: cuoco, cameriere e barman. Le lezioni si svolgeranno alla scuola alberghiera e all'Accademia della Marina Militare di Lavagna, all'Istituto Don Bosco di Valle Crosia ad Imperia. Giovani adulti disoccupati possono iscriversi entro il 7 di febbraio. Informazioni sul sito della scuola alberghiera lavagnese. A 3 anni di distanza, la vicenda del giovane ricercatore morto in Egitto, Giulio Regeni, continua ad interrogare. Una storia avvolta nel mistero sulla quale tuttavia non scende il sipario. Questa grazie all'impegno spontaneo di molte persone che, colpite dalla cruenza di questo delitto e da risposte mai arrivate, hanno dato vita ad un'associazione spontanea, Verità per Giulio Regeni. A Chiavari, nell'anniversario della scomparsa di Regeni, è stato ricordato con una fiaccolata ed una conferenza del giornalista Domenico Quirico sul tema dei diritti umani violati. Ricordiamo Giulio a 3 anni esatti dalla scomparsa. Spero che non sia, gli anniversari non diventino 30, 40 o 100, come purtroppo, senza verità ovviamente, come avviene purtroppo in questo paese, in cui tutti vogliono la verità ma nessuno poi la va a cercare veramente. Dobbiamo non dimenticare. Questo sempre. È impossibile dimenticare. È una vicenda comunque stampata nella storia del XXI secolo, che purtroppo qualcuno vorrebbe dimenticare, anche da queste parti peraltro. Questa è una vicenda che è iniziata male nell'impostazione originaria, in cui alla perentorietà delle affermazioni vogliamo sapere tutto, eccetera, eccetera, è corrisposta una uguale e contraria incapacità di utilizzare dei mezzi per ottenerlo. Non so cosa vi devo dire di più. Roberto, anche il gesto comunque a Chiavari c'è, insomma le persone partecipano. Sì, partecipano e sono contento di vedere tanti ragazzi in sala, una cosa che non era affatto scontata. Questo ci dà speranza non soltanto per ricordare Giulio, ma Giulio è il simbolo di tutti i diritti umani negati nel mondo, quindi è una battaglia civile che continua. È da portare sempre avanti anche con l'impegno della nostra gente qua. Assolutamente sì, Liguria ha dimostrato di avere una grande coscienza civile, soprattutto nelle scuole, nei giovani, dove la nostra associazione ha fatto un importante lavoro e quindi è il caso di insistere. Perché quel giorno, 5 anni prima, tutto era cominciato. Piazza Tahrir, la rivoluzione, la caduta del regime di Hosni Mubarak, il sogno di una primavera che si era trasformata nel suo contrario. Sta
per prendere avvio il nuovo corso di accesso per volontari alla Croce Rossa Italiana organizzato dai comitati di Chiavari e Lavagna. Gli aspiranti volontari saranno impegnati per un paio di ore, 2 sere alla settimana, e al termine sarà possibile acquisire la qualifica di volontario di Croce Rossa. Dopodiché chi vorrà potrà scegliere di proseguire con ulteriore formazione per prestare soccorsi sanitari su ambulanza. Le lezioni si svolgeranno nella sede del comitato di Chiavari, che si trova in salita Levaggi 6. Prima lezione martedì 5 febbraio alle 20:30. Per avere informazioni ci si può rivolgere anche ai numeri 0185 370 739 o 0185 32 19 19. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie e lo sport. Prima pagina di Avvenire, ancora ostaggi, la nave Sea-Watch a Siracusa con i 47 salvati in mare, fermata al largo. La procura chiede di far sbarcare i minori, il governo li prenda all'Olanda. Salvini pronto a denunciare l'equipaggio, il PD propone una commissione d'inchiesta sui naufragi. La fotonotizia, centropagina, la Libia, i trafficanti rapiscono e chiedono riscatti. Le catene, le torture, shock nei campi libici, le nuove foto mandate dagli stessi criminali. L'approfondimento del quotidiano Cattolico, scuola divisa sul cellulare, Bussetti è fondamentale. L'ex ministra Gelmini dice ritirarli in classe, contrari i presidi di ANP e il sindacato ANIEF, esperienze opposte a Piacenza e Ceccano. I numeri del fenomeno, il 56% gli studenti che utilizzano il cellulare a scuola, 36% lo utilizza per approfondire le spiegazioni dei prof, il 13% di alunni lo usano per prendere appunti e studiare a casa, 16% i ragazzi che chattano a scuola aggirando i divieti già esistenti. Il Papa ai detenuti, si può cambiare, prosegue la visita a Panama per la 34esima giornata mondiale della gioventù. Francesco ha visitato il carcere minorile per la liturgia penitenziale e le confessioni. Un ragazzo recluso ha detto: in questo momento mi sento davvero libero. Il pontefice davanti a 250.000 giovani li ha chiamati artigiani della cultura dell'incontro. Questo per quanto riguarda il primo appuntamento con i giovani. La prima pagina del secolo XIX, in Italia la nave dei migranti, la procura sbarcare i minori e i magistrati affermano sui diritti umani l'Italia non deve arretrare. La crisi del Venezuela, parla il neopresidente Guaidó, porto il popolo in piazza, Italia e Unione Europea mi aiutino. Adesso il Levante, tra gli studenti c'è ancora voglia d'Europa, un luogo per scambiare opinioni e idee, l'incontro ieri all'Economica con 2 petizioni promosse dai ragazzi del Luzzati e del Marconi del Pino sul futuro dei giovani nel continente. All'interno del giornale, a 3 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, un incontro sui diritti umani violati, Domenico Quirico, giornalista della Stampa, su Regeni basta con le ipocrisie e l'Italia denunci l'Egitto alla Corte dell'Aia. Non ci sono aggiornamenti dalla redazione, passiamo alla pagina sportiva, partiamo dal calcio. Lega Pro, archiviata la sconfitta con l'Olbia, la Virtus Entella si sta preparando alla sfida casalinga che la vedrà contrapposta al Cuneo. Fischio d'inizio domani alle 14:30 allo stadio comunale. Alla vigilia della gara la società biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo di 2 nuovi giocatori, il difensore Lorenzo Migliorelli, 20enne, acquisto a titolo temporaneo dall'Atalanta, e il centrocampista Simone Ioccolano, 30enne, anche in questo caso acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Monza. Sentiamo l'intervista realizzata quest'ultimo da Nicolò Pagliettini. Cosa ti ha spinto a accettare la Corte dell'Entella? Beh, prima di tutto una grande società sotto tutti i punti di vista, ha costruito una squadra per vincere il campionato di ottimi giocatori. Stanno facendo un gran campionato, la strada è ancora lunga, però le basi per fare davvero bene ci sono. Prima parte di stagione al Monza, quindi girone B. Ti chiedo come vedi questo girone A invece, quindi come valuti l'Entella in questa griglia per le posizioni alte della classifica? No, la vedo bene perché ti ripeto che è veramente una squadra molto molto competitiva in tutti i reparti, un allenatore che conosce bene la categoria e che sa mettere in campo la squadra migliore per affrontare le partite, quindi penso che ancora, dato che ci sono delle partite ancora da recuperare, si possa scalare ancora qualche punto, qualche posizione. Le tue doti si conoscono bene, ti chiedo, preferisci giocare trequartista, mezzala, come ti vedi in questa Entella? Ma io preferisco giocare, giuro, veramente vengo da un periodo un po' così e ho voglia di giocare, ho voglia di mettermi in mostra, di tornare a fare quello che
che ho sempre fatto, e mi metterò a disposizione completa del mister che mi voglia far giocare mezzala, trequartista o esterno. Vorrò dare il mio contributo al 110%. Ultima domenica ovviamente già si gioca, come stai? Potresti debuttare? Questo non lo so, sì, fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato, ho giocato fino a martedì, quindi io sono a disposizione completa, poi sarà il mister a decidere. E concludiamo con la pallanuoto ricordando gli appuntamenti del pomeriggio di quest'oggi. Nel campionato di Serie A2 maschile alle 18 scende in vasca al Parco Tigullio di Lavagna la formazione di casa Lavagna 90 che affronterà il Plebiscito Padova. Entrambe le formazioni sono reduci da risultati positivi, pertanto si prevede un match coinvolgente in cui le due squadre si affronteranno a viso aperto per mantenere e migliorare la propria classifica. Nel campionato di Serie B maschile invece 2 scontri esterni per le Tigulline del Girone 1, la Chiavari Nuoto giocherà nella vasca del Sestri mentre il Rapallo sarà in trasferta ad Arenzano. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi, l'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi, ma prosegue al canale 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.